Presidente, stiamo parlando di un settore gravemente colpito dalla pandemia, che fattura circa 60 miliardi di euro l'anno nel suo complesso e coinvolge circa 1 milione di lavoratori. Visto l'articolo 26 del decreto legge 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, che ha istituito per l'anno 2021 un fondo di 220 milioni di euro, poi incrementato di ulteriori 120 milioni dal decreto legge 73, sempre del 2021, da ripartire tra le regioni e le province autonome per il sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati. Tenuto conto che la ripartizione di tali risorse sia avvenuta con decreto del Presidente del Consiglio 30 giugno 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2021, e che le stesse sono a disposizione della nostra Regione solo da pochi giorni, considerate le ingenti perdite per i settori sopracitati a causa degli effetti della pandemia, in particolare per ciò che riguarda il comparto degli eventi privati e cerimonie, che coinvolge non solo il commercio e la manifattura di abiti da sposa e da cerimonia, ma anche decine di lavoratori che operano come acconciatori, truccatori, fotografi, wedding planner, ristoratori, fiorai, sartoria, musicisti, per citarne solo alcuni, oltre l'artigianato tipico per la creazione di bomboniere, nonché i gestori e i lavoratori impiegati nelle strutture ricettive, ritenuto che sostenere il comparto indicato d'intesa con gli attori locali può unire le imprese del territorio per puntare alla valorizzazione delle loro entità e strutture sempre meglio il comparto, favorendone le sinergie in progetti innovativi e di sviluppo economico di interesse comune che assicurino loro un solido vantaggio competitivo, si interroga l'assessore competente per conoscere come intenda destinare le risorse di cui in premessa e se il settore indicato rientri tra quelli prioritari ai quali saranno riservate le relative tempistiche. Grazie Presidente. Sì, grazie Presidente. Ovviamente comunico all'interrogante che darò lettura della risposta come predisposta dagli uffici invece del collega Bini. Con riferimento all'IRI 741 mi sia consentito di saltare tutto il titolo. L'assessore Bini informa innanzitutto che le risorse attribuite alla Regione Friuli Venezia Giulia con il DPCM 30 giugno 2021 superano gli 8 milioni di euro, risorse il cui trasferimento da parte dello Stato è in corso di perfezionamento. Tali fondi rappresentano quindi una provvista significativa per poter completare i ristori alle imprese a fronte dei danni subiti a causa della pandemia, con particolare riguardo anche proprio al comparto degli eventi privati e cerimonie che effettivamente coinvolge non solo il commercio e la manifattura di abiti da sposa e da cerimonia, ma anche i tanti artigiani del settore dell'estetica, della fotografia e più in generale tutta la filiera del wedding. A riguardo si chiarisce che in questo momento si è in attesa che il coordinamento tecnico sviluppo economico della Conferenza Stato-Regioni si riunisca e la seduta è prevista per il giorno 21 ottobre prossimo venturo, per definire una linea di attuazione coordinata tra le diverse regioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di cui al Fondo Sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui al Decreto Legge 41/2021. Si anticipa comunque che, pur in attesa degli esiti del coordinamento, la nostra Regione porterà come proposta quella di procedere alla gestione della misura secondo le modalità già adottate per i ristori regionali, quali ad esempio la presentazione delle istanze online, la concessione dei contributi con procedure semplificate che prevedono il solo requisito del possesso del codice Ateco della categoria che sarà individuata, senza necessità di indicazione della riduzione del fatturato. Ovviamente si sottolinea che questa sarà la nostra proposta, ma che con tutta evidenza dovremo attenerci all'esito finale del coordinamento, in merito al quale sarà nostra premura tenervi aggiornati. Grazie, prego, consigliere. Assolutamente soddisfatto della risposta. Grazie Presidente, grazie Assessore.